Partiti dal Casertano, loro terra d'origine, avevano scelto il territorio a cavallo tra le province di Treviso e Pordenone per far fruttare la loro attività criminale, una redditizia truffa ai danni degli istituti bancari. È un sodalizio criminale che si origina nel Casertano e che si era spostato appunto in Friuli, ma anche nelle vicine province venete del Trevigiano in particolare, dedito al riciclaggio, quindi furto, riciclaggio e rinegoziazione di assegni provento di furto. Le 3 persone raggiunte dall'ordinanza di custodia in carcere firmata dal GIP di Pordenone sono Michele Francesco Caterino ed Eugenio Buonpane, considerato il capobanda. In sostanza il terzetto, avvalendosi di documenti falsi, era dedito alla ricettazione di assegni circolari falsificati emessi da banche per conto di compagnie assicurative ma anche per conto dell'INPS e al successivo incasso delle somme. I carabinieri di Pordenone hanno già individuato e sequestrato titoli per circa 1,5 milioni di euro nelle province di Treviso, Pordenone e Udine. I primi sospetti di alcuni istituti bancari per le operazioni effettuate erano scattati già nel mese di maggio. In precedenza la stessa persona aveva aperto un conto corrente bancario presso questo istituto e immediatamente dopo l'attivazione ci si è resi conto nel giro di pochi minuti che la carta di identità utilizzata era una carta di identità falsa, falsificata. Ecco i fotogrammi che ritraggono i malviventi campani all'uscita e all'entrata di alcune filiali durante i lunghi appostamenti effettuati dai militari dell'Arma. Per non dare nell'occhio ed evitare sospetti durante gli spostamenti, utilizzavano questo furgone per il trasporto di materiali edili. 2 dei 3 malviventi accusati di associazione per delinquere, raggiunti dai militari friulani in Campania, hanno voluto accertarsi che i media locali sapessero del loro arresto, un elemento in più che fa pensare agli investigatori che i 3 siano inseriti in un più ampio contesto di malavita organizzata che potrebbe aver fornito supporto alle loro operazioni in Veneto e Friuli.